Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia, shaping the future of transport, logistics, and regional growth in Friuli Venezia Giulia. Infrastructure and mobility were the focus of today's forum Infrastrutture at the Trieste airport, with leaders discussing stronger ports, airports, railways, and logistics for the future of the Northeast. The goal? Better connections, faster investments, and more competitiveness across the region. Io penso che in realtà non ce ne sia una, ma sia un'integrazione delle infrastrutture. Sicuramente il porto di Trieste rappresenta la porta di accesso e di collegamento col Far East. Penso al corridoio IMEC, che può essere un'opportunità straordinaria per l'Europa, non per il Friuli Venezia Giulia, però questo sta in piedi se c'è tutta l'infrastruttura del retroporti con gli interporti, dei collegamenti ferroviari, dei collegamenti su gomma, degli aeroporti, che possono ovviamente rafforzare il sistema e renderlo competitivo a livello europeo. Allora, l'opera più urgente è la nuova stazione di Servola, perché consente di ottimizzare e di sviluppare la capacità ferroviaria, che è fondamentale per il porto di Trieste. Il 51% dei container oggi che escono da Trieste viaggiano su ferrovia, ma è anche importante per ottimizzare l'effetto del porto sulla città, perché nell'ambito di questo progetto vengono realizzate 2 bretelle di accesso all'alta viabilità triestina. Fincantieri launches Safety Day, turning workplace protection into daily commitment. Fincantieri held its first safety day at the Monfalcone shipyard, reporting 50% drop in workplace accidents over 3 years. The event also marked a new phase of dialogue between the company and the municipality of Monfalcone. Sì, c'è un'interlocuzione in corso, ovviamente principalmente tra Fincantieri e Comune. Noi stiamo cercando di addivenire una soluzione, mi sembra una grande disponibilità per trovare delle soluzioni, e devo dire che anche l'evento oggi di Fincantieri vuole andare nella direzione di trovare un punto di incontro che anche per noi è fondamentale, cioè quello di valorizzare un campione internazionale quale Fincantieri e ovviamente rafforzare però il rapporto con il territorio e la compatibilità col territorio stesso. Noi portiamo avanti un'attività molto importante per il territorio, abbiamo una sensibilità agli impatti sociali di quello che facciamo. Trieste waives penalties on unpaid local taxes, easing the path to repayment. Trieste plans to remove penalties on unpaid municipal taxes from 2017 to 2026. Residents and businesses would still pay the original amount plus interest and costs, but without fines. Mayor Di Piazza said the goal is to help those affected by recent economic hardships. È più semplice. Negli ultimi 5 anni in questo paese, in questa città, si è abbattuto il Covid, si sono abbattute 2 guerre ed è facile insomma che dell'attività economica, anche delle persone, possano essere andate in difficoltà col pagamento delle tasse e delle imposte comunali. Tant'è vero che dai nostri conti ci risulta che, appunto, che dal 1 gennaio 2017 fino alla data del 30 aprile 2026, il periodo che abbiamo preso in considerazione, ci sono ancora 41 milioni di euro di tasse imposte da versare, dei quali 10 milioni di sanzioni. Tempi di adesione per chi deciderà di scegliere questa formula agevolata: dal 1 luglio al 30 novembre si potrà rivolgere presso gli uffici dell'Esato ad aderire a questa proposta, e ognuno saprà anche quanto deve versare e quanto risparmierà in sanzioni grazie a questo provvedimento. Libera returns to Trieste with new cases, new secrets, and a new judge determined to find out the truth. Filming for Libera 2 is underway in Friuli Venezia Giulia, with 7 weeks of production between Muggia and Trieste. We are expected to show 6 episodes, which are divided in 3 nights, 3 different nights, and on replay they will be separated as episodes. We shooted almost everything here in Trieste. Only the interior of the house of Libera is shot in Rome, and we are so happy to be here again, because Trieste offers a lot. It's really a pleasure to work here, to shoot here. It's a quite different plot. I think the screenwriters found a very, very complicated but fascinating plot, where the personal life of Libera is mixed with the big trial, where she is the judge. From Friuli Venezia Giulia to London, where 440-meter tiramisu made Guinness World Record history.
In London, Italian pastry chefs set a new Guinness World Record by creating the world's longest tiramisu, stretching more than 440 meters. 20 pastry chefs from Friuli Venezia Giulia played a leading role in the record-breaking effort, using over 152,000 ladyfingers. The initiative, organized by Gimona entrepreneur Mirko Ricci, also supports humanitarian and educational projects through charity. Thank you for watching Intrias Web TV. We speak your language.